Buongiorno da Sicilia 24, questi i nostri titoli di oggi. Catania, oggi in città una delegazione della Commissione parlamentare antimafia, giornata di audizioni per fare il punto sulle indagini e attivare strategie di contrasto alla criminalità organizzata. Palermo, residenti e associazioni del centro storico pronti all'incontro con il questore, la sicurezza contenuto principale delle richieste. Indagato per omicidio stradale un 21enne di Porto Empedocle dopo aver travolto e ucciso una 64enne agrigentina. Il giovane alla guida di un'auto è risultato negativo al test su alcol e droga. Catania, si finge poliziotto per aiutare la compagna tossicodipendente ma viene scoperto e denunciato, agiva da anni nelle piazze di spaccio. Guasto tecnico per la Global Sumud Flottiglia, ancora ferma ad Augusta le imbarcazioni della missione umanitaria verso Gaza. Dissalatori in Sicilia ed è polemica Porto Empedocle, il troppo rumore ne causa lo stop notturno. Critiche anche per l'impianto di Trapani, ritenuto non sufficiente a colmare i disagi. Forensiadi a Catania, avvocati degli studi legali italiani impegnati in molte discipline per la seconda edizione della manifestazione sportiva. Calcio, il Catania verso la sfida piena di insidie domenica a Cosenza, la partita in diretta in chiaro su Telecolor. Ancora ben trovati, andiamo a Catania dove è giunta una delegazione della Commissione parlamentare antimafia. Sarà una intera giornata di audizioni per fare il punto sulle indagini attuali, ma anche per stabilire le strategie di contrasto alla criminalità organizzata. Adelaide Barbagallo. A Palazzo degli Elefanti, mattinata di incontri istituzionali, tema il contrasto alla criminalità organizzata. L'attenzione si è alzata ulteriormente dopo le diverse sparatorie in città. In missione a Catania c'è una delegazione della Commissione parlamentare antimafia guidata dalla presidente Chiara Colosimo. In audizione i principali rappresentanti delle istituzioni locali e delle forze dell'ordine. All'incontro il sindaco Enrico Trantino, il prefetto Pietro Signorello, il questore Giuseppe Bellassà, il comandante provinciale dei Carabinieri generale Salvatore Altavilla, il comandante provinciale della Guardia di Finanza generale Marco Filipponi e il capo centro DIA Felice Puzzo. Nel pomeriggio è prevista l'audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania Francesco Curcio, momento centrale della missione, fare il punto sulle indagini e le strategie giudiziarie in corso sul territorio. La missione della Commissione antimafia a Catania si inserisce nel più ampio lavoro di monitoraggio e analisi che l'organismo parlamentare svolge su tutto il territorio nazionale per valutare l'efficacia delle politiche di contrasto alla criminalità organizzata e promuovere nuove strategie di intervento. Adesso ci spostiamo a Palermo, dove residenti, ma anche associazioni del centro storico della città si apprestano a incontrare il questore. Questo accadrà lunedì prossimo. La richiesta però è sempre la stessa. In cima alle necessità, la sicurezza per le vie del centro. Ma sentiamo cosa dicono i residenti che oggi ha incontrato per noi Marco Gullà. Siamo stanchi, esasperati e ora sopraggiunge anche la paura. A parlare è Rosalia, una residente del centro storico di Palermo, sempre lo stesso quadrilatero che comprende principalmente via Macheda a finire nella cronaca ormai quotidiana. Risse, accoltellamenti, spaccio di droga. Questa mattina residenti e associazioni si sono nuovamente incontrati perché lunedì avranno specifiche richieste da fare al questore. Chiederemo quello che abbiamo già chiesto al sindaco, al prefetto e precedentemente anche al questore, ovvero sia l'esigenza di avere la presenza delle forze dell'ordine che in qualche modo facciano prevenzione. Più uomini, più controlli, come ha detto giorni fa il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che però ha anche detto che Palermo non è più pericolosa di altre città. Lo spaccato reale però è un altro, come ci racconta questo residente. Spesso e volentieri quando devono tornare tardi la sera mi chiamano, papà o Ferdinando, scendi perché stiamo arrivando. Siamo tappati in casa noi residenti con una vita veramente impossibile. Poca sicurezza anche per i bambini della scuola elementare Madre Teresa.
Vedono che gli scalini vengono puliti dai nostri collaboratori scolastici perché durante la notte c'è un bivacco di persone che bevono, che spacciano droga, infatti alcune volte i collaboratori scolastici sono costretti a rimuovere delle siringhe. Ancora una puntata di una telenovela infinita dal titolo Centro Storico. Ed è stato indagato per omicidio stradale il 21enne di Porto Empedocle che mercoledì sera ha travolto e ucciso in via Crispi a Marinella la 64enne agrigentina Isabella Messina. Il giovane è peraltro risultato negativo ai test su alcol e droga. Davide Sardo. Indagato per omicidio stradale il 21enne di Porto Empedocle che ha travolto e ucciso Isabella Messina, 64 anni, di Agrigento. Il dramma è avvenuto mercoledì sera in via Crispi nel rione balneare di Marinella. Il giovane, studente universitario, era alla guida di una Renault Clio. La donna stava camminando lungo la carreggiata quando è stata investita. Un impatto violentissimo che non le ha lasciato scampo. Il ragazzo è stato portato subito all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per gli accertamenti di rito. Gli esami tossicologici e alcolemici hanno dato esito negativo. Intanto la polizia stradale lavora per ricostruire con precisione la dinamica. Fondamentali saranno i rilievi e le testimonianze raccolte sul posto, ma cresce anche la rabbia dei residenti. Quel tratto di strada, denunciato da tempo, è pericoloso. Illuminazione scarsa, marciapiedi assenti, auto che sfrecciano senza rispettare i limiti. Un mix di rischi che ha trasformato via Crispi in una trappola per pedoni. La morte di Isabella Messina diventa così anche un monito, una tragedia che chiede risposte concrete prima che altre vite vengano spezzate. I finanzieri di Caltanissetta hanno sequestrato un carico di tabacco illegale destinato a un pakistano che poi è stato arrestato. Si tratta peraltro di prodotti altamente nocivi per la salute, la cui vendita è vietata in Europa. Rita Cinardi. Hanno effetti altamente nocivi sulla salute, tanto che la loro vendita è severamente vietata in Europa. Il gutka, in particolare lo snus, tipologie di tabacco rispettivamente da masticare o da aspirare tramite le labbra, non possono essere venduti o acquistati in Europa per via dell'altissima concentrazione di nicotina, di gran lunga superiore a quella di una sigaretta, che negli assuntori può provocare gravi malattie come il cancro alla gola, ai polmoni e alla bocca. Entrambi creano forte dipendenza, aumentano il rischio di ipertensione e problemi vascolari. Se in Pakistan e in India sono utilizzati diffusamente per via degli effetti stimolanti prodotti sull'organismo dai lavoratori impiegati in mansioni faticose e prolungate, in Italia sempre più spesso vengono introdotti da contrabbandieri senza scrupoli e incuranti della rigida normativa in tema di tabacchi. Proprio per questo i finanzieri di Caltanissetta hanno incrementato i servizi di controllo, nell'ambito dei quali sono riusciti ad intercettare un carico di tabacco privo del contrassegno dei monopoli di Stato e di illecita provenienza. Nel complesso i militari e la finanza hanno sequestrato 42 kg di tabacchi tra gutka e snus che erano destinati ad un uomo di origine pakistana residente a Canicattì. Quest'ultimo è stato arrestato in flagranza e denunciato all'autorità giudiziaria. Adesso sono in corso ulteriori approfondimenti finalizzati a risalire alla filiera di produzione e distribuzione del carico di tabacco. Adesso vi raccontiamo una storia decisamente singolare che arriva da Catania. Un uomo si finge poliziotto e lo fa per aiutare la compagna tossicodipendente, ma viene scoperto dai poliziotti, quelli veri, che lo denunciano e gli sequestrano tutto il materiale apparentemente legato alle forze dell'ordine. Ma sentiamo che cosa accadeva realmente nel servizio di Orazio Longo. Chissà, forse le intenzioni erano pure buone, ma il modo era certamente sbagliato. La polizia di Catania ha denunciato un uomo di 41 anni originario della provincia di Siracusa per possesso di segni distintivi contraffatti e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. In pratica l'uomo ormai da anni si fingeva poliziotto. Aveva magliette col logo della Polizia di Stato e tesserini contraffatti recanti la sua foto, persino un lampeggiante blu all'interno dell'automobile, attestati di partecipazione a corsi, effigi e timbri vari falsificati, una pistola a salve nella sua abitazione e un tirapugni nelle tasche dei pantaloni. L'uomo è stato denunciato dopo che gli agenti, quelli veri della squadra volanti, sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale San Marco perché un operatore sanitario aveva segnalato la presenza di un uomo particolarmente agitato che si dichiarava appartenente alle forze dell'ordine e che voleva assistere la sua compagna sottoposta a TSO e ricoverata in psichiatria. Il 41enne aveva tentato di accedere ad aree riservate per dare assistenza alla donna, ma non è riuscito né a convincere né a intimidire l'infermiere che ha chiamato la polizia. Agli agenti l'uomo ha raccontato che ormai da anni aveva
aveva iniziato a contraffare quei segni distintivi per fingersi appartenente alle forze dell'ordine allo scopo di aiutare la sua compagna tossicodipendente. In alcune occasioni, ha aggiunto, cercandola tra le vie della città, si sarebbe recato anche in diverse piazze di spaccio, qualificandosi come poliziotto. L'uomo ha anche ammesso di avere fatto uso dei parcheggi riservati in ospedale, eludendo il pagamento del biglietto. Oltre alla denuncia, si è visto sequestrare tutti gli oggetti in possesso riconducibili alle forze dell'ordine. Adesso torniamo ad occuparci della missione umanitaria Global Sumud Flotilla. In questo momento sono ancora ferme le imbarcazioni al porto di Augusta. È arrivata la comunicazione di un avvenuto guasto tecnico che sta bloccando la partenza, ma proprio questa mattina la nostra Emanuela Corsi si è appunto ritrovata proprio lì ad Augusta. Sentiamo. Hanno lasciato il porto di Siracusa per raggiungere quello di Augusta, dove sono ormeggiate in attesa di partire verso Gaza. Le 18 imbarcazioni del convoglio siciliano della Global Sumud Flotilla dovranno ricongiungersi con quello in partenza dalla Tunisia. Resta ora da capire quando queste imbarcazioni appunto salperanno alla volta di Gaza dopo i continui rinvii degli ultimi giorni. Questa mattina vige il silenzio, gli attivisti non rilasciano dichiarazioni alla stampa e ci chiedono di uscire dal molo dove le imbarcazioni sono ormeggiate. Intanto sulla banchina proseguono le operazioni di carico delle derrate alimentari. Sono più di 500 quelle raccolte in tutta Italia, che dovranno essere portate al popolo palestinese della Striscia. Ieri sulla panchina del porto di Siracusa gli attivisti hanno fatto sentire la loro voce con toni accesi nei confronti dei governi, tra cui quello italiano, che non supportano la missione umanitaria e hanno chiesto protezione per un'operazione articolata dal punto di vista logistico e soprattutto al rischio di attacchi da parte del governo israeliano. La rabbia che abbiamo di più di quello che è successo in Tunisia è che i nostri governi non denunciano quello che è successo, fanno finta di non vedere cosa è successo, sono timidi, sono balbuzienti su quello che sta succedendo, è vergognoso questo. Nei giorni scorsi la denuncia degli attacchi con i droni alle imbarcazioni ormeggiate a Sidi Bou Said hanno fatto salire la tensione e la paura. Ed è polemica sui dissalatori in Sicilia. Cominciamo da quello di Porto Empedocle, che è entrato in funzione praticamente da meno di un mese, però funziona già a mezzo servizio. Perché? Perché la notte viene staccato poiché è estremamente rumoroso. Ma le polemiche non finiscono qui. Manlio Viola. È entrato in funzione soltanto un mese fa, ma la sua produzione di acqua da immettere in rete si ferma a metà delle previsioni. La notte viene spento perché è troppo rumoroso, senza contare che nei giorni scorsi ha subito anche un guasto con perdita d'acqua a spruzzo, notato anche dai passanti e finito con un video sui social. Il protagonista è il nuovo dissalatore di Porto Empedocle, al centro delle polemiche a nemmeno un mese dalla nascita. Ad attaccare sul suo malfunzionamento è il capogruppo del PD all'Ars, Giuseppe Catanzaro, che raccoglie segnalazioni e affermazioni anche del commissario per l'emergenza idrica, che ammette lo stop all'impianto la notte a causa della rumorosità. Ma Catanzaro aggiunge anche il dissalatore di Trapani, insufficiente per far rientrare le turnazioni nella distribuzione idrica con i disagi che restano intatti. Alle polemiche risponde il capogruppo di Forza Italia all'Ars, Stefano Pellegrino, che parla di critiche strumentali e basate su informazioni parziali. I dissalatori non sono la soluzione, ma soltanto un pezzo di essa. A fianco di questi impianti da 1200 litri al secondo complessivi è in corso di attuazione, dice, un piano di oltre 300 interventi di manutenzione e rifacimento delle reti per oltre 3.500 litri totali. I dissalatori consentono e consentiranno ancora di più nei prossimi mesi di produrre risorse idriche a costi sostenibili. A Palermo lo svincolo di Brancaccio Roccella è ancora chiuso. Tutto sarebbe pronto per l'inaugurazione, che però slitta da mesi per qualcosa di davvero paradossale, perché lo svincolo è bloccato da cumuli di rifiuti non ancora rimossi. Il nostro Marco Gullà. Sarebbe tutto pronto per l'inaugurazione. Questo svincolo rappresenterebbe uno snodo cruciale per la viabilità palermitana. I lavori sono finiti da mesi, la segnaletica per Roccella c'è già, ma non si può aprire. Perché? Una discarica abusiva sotto il ponte di via Conte Federico a Brancaccio, con rifiuti pericolosi come l'Eternit, ha bloccato tutto. Sì, tutto vero. Lo svincolo si presenta così da mesi perché i rifiuti sono ancora qui, come vedete. Ed eccoli qui, i rifiuti che appunto dovrebbero essere rimossi da mesi e che quindi bloccano l'inaugurazione di questo svincolo.
La ditta che si è aggiudicata l'appalto non ha ancora iniziato i lavori di bonifica. L'apertura dei 2 raccordi che collegheranno la 19 su entrambe le direzioni con l'area del forum, della stazione ferroviaria di Roccella e della zona industriale di Brancaccio sono opere attese invece dal 1986. Una volta aperto lo svincolo, il traffico veicolare potrà accedere e uscire sia lato mare ed evitare di dover ricorrere al ponte di Via Giafara e all'uscita autostradale di Villabate, al momento l'unica soluzione possibile. È ancora incagliato nella secca della Formica a Porticello il peschereccio greco Niki, finito ieri sugli scogli che affiorano al largo del mare di Santa Flavia. Per tutto il giorno i vigili del fuoco hanno cercato di aspirare l'acqua entrata nello scafo da 2 falle che si sono formate dopo l'impatto. La nave è messa in sicurezza e al momento non si registrano danni ambientali e sversamenti di carburante. La zona è monitorata e l'imbarcazione è sorvegliata dalla Capitaneria di Porto. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco per parlarvi della settimana europea della mobilità. Noi siamo tornati in studio a Messina, la settimana prossima sarà dedicata tutta al tema della mobilità con la grande festa di ATM, panel, interventi, eventi per stimolare l'utilizzo del mezzo pubblico con una chiusura in musica. Francesco Triolo. Una mobilità completamente rivoluzionata negli ultimi 6 anni, quella di Messina, che funziona, che viene apprezzata anche dagli utenti, che diventa anche occasione di studio, tanto che la settimana della mobilità, che prenderà il via dal 16 settembre in città, farà il punto su quello che è e quello che sarà, con diversi panel tenuti da esperti del settore. L'obiettivo è quello di continuare a vedere più mezzi pubblici in città, meno macchine che possano creare ingombro al mezzo pubblico, e quindi un sistema che questa settimana verrà sviscerato in tutti i vari panel, che vedrà momenti di approfondimento, ma che vedrà soprattutto nell'ATM un punto centrale della mobilità locale come modello anche nazionale. La presentazione dell'evento è avvenuta questa mattina contestualmente al lancio, anzi alla riproposizione dell'iniziativa MoveMe, che ha riscosso grande successo nelle prime 2 edizioni e che ha contribuito a rilanciare il servizio di trasporto pubblico. Il MoveMe ha funzionato, è stato gradito, tanta gente con questo sistema ha capito che il mezzo pubblico è un valido strumento sostitutivo all'autovettura, e quindi continuiamo a programmare quelle azioni che consentono alla città di vivere diversamente il trasporto pubblico locale. E così, grazie all'abbonamento agevolato che potrà essere sottoscritto al prezzo simbolico di 50 euro, si potrà viaggiare su tutte le linee senza limitazione di orari e per un anno intero. La settimana della mobilità invece si snoderà con diverse iniziative da martedì a sabato prossimo, con lo slogan Mobilità per tutti. Il 18 e il 19 settembre, festa dell'ATM con bus gratis per tutti, e venerdì il concerto degli Zero Assoluto, che si esibiranno a Piazza Duomo. Adesso andiamo a Catania per lo svolgimento delle Forensiadi, una sorta di Olimpiadi degli avvocati e degli studi legali italiani in corso di svolgimento per la 2ª edizione. Il servizio. Calcio a 8 maschile, calcio a 5 femminile, padel, tennis, tennis tavolo, scherma, basket, beach volley, golf e corsa campestre. Le Forensiadi 2025 approdano a Catania, un momento di unione e condivisione attraverso lo sport per tutta l'avvocatura italiana. Una sorta di Olimpiadi dell'avvocatura, e confermano il rapporto da sempre vivo, forte, fra la professione di avvocato e lo sport. Oltre 300 avvocati da tutta Italia, 10 regioni rappresentate e circa 25 città, provenienti da Trieste fino a Siracusa, quindi per noi è un grande successo, un momento di sport e anche di confronto con gli avvocati di tutta Italia. L'evento, che si concluderà domenica, vede una collaborazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, del Comune di Catania e dell'Unione Sportiva Forense Italiana. Un'idea di Forensiadi, cioè di dare più connessione fra diversi sport per cercare di mandare un messaggio chiaro, cioè l'idea di creare una classe forense, l'idea di recuperare l'idea di una comunità forense che qualche volta si perde e che con questo strumento, diciamo, può consentire alle colleghe e ai colleghi di incontrarsi in un ambiente, diciamo, meno serio di quello di un'aula di tribunale. Saranno più di 60 le medaglie sportive che verranno assegnate.
Adesso c'è un'altra pausa, in chiusura ci occuperemo del Catania, sempre più vicino alla trasferta a Cosenza, tra poco. Siamo al calcio, continua l'avvicinamento alla trasferta di Cosenza per il Catania. I rossazzurri, dopo 3 vittorie consecutive, sono chiamati a una sfida piena di insidie. Sarà peraltro anche la prima partita in diretta su Telecolor per questa lunga stagione. Francesco Triolo. Una nobile decaduta, con difficoltà societarie, con un clima non proprio sereno nell'ambiente, ma con la voglia di risalire. Il Cosenza è il prossimo avversario del Catania in una gara dal sapore antico, ma che presenta diverse insidie proprio per la situazione degli avversari. Toscano conosce bene la piazza e sa le pressioni che può dare. Boucher, tecnico dei Lupi, sta cercando di isolare la squadra da tutto in questi giorni. Potrebbe ritrovare tra i convocati Contiero, che si è infortunato al ridosso dell'inizio della stagione, il giovane centrocampista Contiliano, che sta già lavorando con la squadra, anche se per un'eventuale convocazione contro il Catania si valuterà nelle prossime ore. In casa Catania si guarda anche agli infortunati. Mimmo Toscano dovrebbe ritrovare tra i convocati Francesco Di Tacchio, e questa è già una buona notizia, perché ci sono ancora da valutare le condizioni di Celli, Caturano e Rolfini. Difficile che gli ultimi 2 possano essere della partita. Sul fronte formazione non dovrebbe cambiare granché rispetto alle prime vittoriose partite, con la conferma di Pieraccini a sinistra, ma per capire qualcosa in più occorre attendere la conferenza stampa di domani di mister Toscano, che farà il punto anche su disponibili infortunati. La trasferta, ricordiamo, è vietata ai tifosi rossazzurri, ma la gara sarà la prima che Telecolor trasmetterà in diretta ed esclusiva nel corso della stagione. Appuntamento alle 14, 60 minuti prima del calcio inizio, 4 ore di diretta con la presentazione della gara, le voci dei protagonisti poco prima del calcio d'inizio, il racconto live dei 90 minuti e il risco post partita con risultati, classifiche e le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori. E prima di chiudere vi ricordo che tra pochissimo, come tutti i venerdì, dopo il nostro telegiornale torna Preview, la trasmissione sportiva condotta da Marco Carli. Tutte le anticipazioni su Cosenza Catania con contributi video, curiosità, analisi tattica e probabili formazioni. E poi ritorneremo sui temi della conferenza di Zarbano e Pastore, e poi ancora spazio alle news su Trapani e Siracusa e al volley. Dunque l'appuntamento tra pochi istanti con Preview insieme a Marco Carli. Io vi ricordo che il nostro telegiornale tornerà alle 19 e vi auguro un buon proseguimento di giornata.